Prima il giardino, poi gli interni. Casa Battaglia è stata battuta palmo a palmo nella prima giornata di sopralluoghi da parte del RIS di Parma, accanto agli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidati dal tenente colonnello Giovanni Mura. L'inizio delle operazioni in via Europa ad Arcade alle 9:40 del mattino. Con i militari ci sono anche il PM, titolare dell'inchiesta, Valeria Peruzzo, e le legali del proprietario di casa, Franco Battaglia, appunto 76 anni, attualmente l'unico indagato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata esanime sul greto del Piave. L'uomo sarebbe stato l'ultimo a vedere la donna, ex dipendente della sua pescheria a Spresiano, attività che rimane aperta, così come l'indagato sul quale non pendono misure restrittive continua a lavorare e vivere una vita normale per quanto possibile. Posso solo dirvi che, come vedete, sono in corso delle attività di indagine, per cui al momento la difesa non rilascia nessuna dichiarazione. Lei ha sentito il suo assistito? Mi scusi. Avvocato, possiamo sapere dov'è Battaglia? Solo questo? Può dirci qualcosa? Vi chiedo solo la cortesia di lasciarci lavorare. Capisco che il vostro lavoro, adesso dobbiamo concentrarci su questa fase qua. Nella villetta da lunedì scorso, sotto sequestro, si cercano tracce di un possibile passaggio di Anica, le impronte, il DNA. Chiaro che i metri più sensibili siano quelli tra il pianerottolo di casa e il garage del seminterrato. Sotto osservazione ci sono anche le auto di proprietà di Battaglia. Si tratta di capire se tra queste mura ci sia stata un'aggressione letale, con il corpo della donna trasportato poi nei pressi del canale della Vittoria e qui abbandonato per essere trascinato dalla corrente. Ipotesi o suggestione saranno le analisi a stabilirlo. A presenziare all'operazione c'è anche Fabio Amadio, legale dell'attuale compagno di Anica. Siamo venuti a vedere le operazioni del RIS, ci auguriamo che ne esca qualcosa. Potrei entrare, ma sinceramente c'è già troppa gente e ho avuto l'impressione che il comandante dei RIS preferisse non avere tanta gente dentro per poter operare meglio, per cui sicuramente la mia posizione non è una posizione che necessiti di essere presente. Le mie indagini le sta facendo il RIS. Chiarezza che chiedono in tanti qui ad Arcade, dove però i dubbi sono ancora tanti, troppi. Io parlo personalmente, io non penso che sia quel che sia, non mi sembrava una persona così, visti i suoi trascorsi, non credo che uno abbia ancora in mente di fare o di passare anni e anni dove non deve andare. Sarebbe assurdo che andasse a rovinarsi gli ultimi anni di vita per cosa? Tanto donne ne ha, soldi ne ha, che senso ha? È già pratico praticamente di tutto, no? Farsi fregare a 76 anni. No, secondo me no. Vedo sempre quelle pattuglie e speriamo che venga fuori il colpevole praticamente.